Buonasera e ben ritrovati a Friuli Economy, puntata di questa sera dedicata alle imprese friulane partecipate, controllate da fondi, da imprese straniere, ma anche alla competitività del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo diversi ospiti, li andrei subito a presentare. Facciamo subito nella premessa anche che un ospite in particolare che abbiamo qui con noi, che magari presenterei anche per primo. Welcome Mr. Betullah Shahin, che è il General Director della Sisecam Flat Glass Italy. Benvenuto, buonasera. L'ex Vetteria Sangali parlerà in lingua inglese e lo tradurrò io in modo sintetico in italiano. Un caro saluto ad Alfonso Di Leva, giornalista. Buonasera, grazie. Ben ritrovato Alfonso. Abbiamo qui con noi anche l'assessore alle attività produttive e al turismo della regione FVG, Sergio Midiobini, benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito. Prego, abbiamo qui con noi anche il Vice President Operation di Lima Corporate, Luca Vozzi. Buonasera. Poi di CFM Partners Daniele Cescutti, ben ritrovato Cescutti. Buonasera. E completa il quadro dei nostri ospiti il presidente del gruppo Ilcam SPA, Pierluigi Zamò. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito. Prego, allora, abbiamo visto che sostanzialmente la cronaca ha riportato la ribalta al caso che riguarda la SAFOP, è un caso purtroppo anche negativo di un'esperienza che poi va verso un fallimento con tutto quello che ciò comporta, però non tutti i casi di aziende partecipate in Friuli Venezia Giulia da fondi stranieri o da altre aziende terminano così male purtroppo, anzi molte hanno delle esperienze anche molto positive e diverse le vedremo questa sera in trasmissione. Allora chiederei a Cescutti all'inizio di inquadrare un po' questo tema sul perché imprese straniere vengono ad investire in Italia, in Friuli Venezia Giulia, se tra queste ci possono essere anche atteggiamenti predatori e come si fanno a individuare eventuali atteggiamenti predatori volti ad accaparrarsi un bottino, diciamo così. Intanto, se possibile, vorrei introdurre dei dati che abbiamo, se possibile. Sì, la regia adesso provvederà subito. Ecco. Innanzitutto voglio dire l'appetibilità del nostro mercato, ecco, per quanto riguarda le imprese, è determinato dal fatto che abbiamo una numerosità di piccole e medie imprese che operano nel settore, nel settore industriale, che è secondo solo alla Germania. Infatti, se passiamo alla slide successiva, questo lo possiamo evidenziare e lo guardiamo dalla parte alta sostanzialmente. E poi l'altro aspetto, diciamo, interessante è che un po' per un fattore dimensionale, che secondo me è il caso anche di approfondire nella discussione, il valore delle nostre imprese mediamente è più basso rispetto a quelle europee, e questo lo possiamo vedere nella slide che abbiamo riportato successivamente. Questo è un trend in qualche modo che misura i moltiplicatori per operazioni di acquisizioni che sono avvenute negli ultimi anni. È possibile evidenziare proprio nella parte, diciamo, come il moltiplicatore per quanto riguarda le nostre imprese è mediamente più basso, quindi sicuramente a parità di competenze e quindi anche, se vogliamo, di produttività, per un investitore straniero diciamo, può essere interessante investire in Italia. Ecco, ma come si fanno a individuare eventuali atteggiamenti predatori, Cescutti? Ovviamente non ci sono delle ricette, poi vanno distinte anche diciamo, ci sono anche dei rischi paese, mettiamoli così, legati ad alcuni comportamenti che possono accadere. Indubbiamente un elemento su cui valutare la serietà dell'investitore è il piano industriale, cioè è il progetto industriale che in qualche modo l'investitore mette sul tavolo. È ovvio che in qualche modo la condivisione è un processo complesso perché deve diciamo, deve coinvolgere più componenti, più stakeholders, compreso anche l'organico aziendale, e di conseguenza, voglio dire, può diventare un processo complesso, soprattutto se ogni componente tende in qualche modo a prevalere o comunque tende a dettare delle esigenze personali. Indubbiamente, ripeto, è il progetto e soprattutto vedere se quell'investitore nella sua storia
ha realizzato progetti simili a quelli che tende a proporre. A replicare in Italia. Esatto. Ecco, parliamo di un'azienda che è controllata da un fondo da diverso tempo, Lima Corporate. Vozzi, nella sua esperienza all'interno di Lima Corporate, che cosa vi ha portato il fondo come opportunità di crescita in questi anni? Considerato anche che ne avete avuti 2, tra l'altro. Sì, io partirei un attimo dalla storia. L'IMA è sempre stata contraddistinta dall'attenzione all'innovazione, alle tecnologie e quindi di conseguenza all'investimento. L'avvento del fondo, il primo alla fine del 2012 e il secondo da quasi 4 anni, fine 2015, hanno in qualche maniera accelerato questo processo e quindi hanno permesso di fare cose magari più in fretta rispetto a quelle che potevano essere. Bene, ma è tipo nel concreto che cosa è stato fatto? Nel concreto allora diversi aspetti sia legati alla crescita organica che inorganica della società, quindi ci sono stati investimenti, per esempio abbiamo costruito un nuovo stabilimento produttivo inaugurato l'anno scorso che ha raddoppiato di fatto la capacità produttiva, abbiamo avuto un paio di acquisizioni a metà dell'anno scorso e all'inizio di quest'anno, quindi ci sono stati entrambi gli aspetti, sia di crescita, di facilitazione della crescita organica che anche di propensione a favorire quella inorganica e quindi allargando il perimetro della società. Posso chiedere una cosa all'assessore Bini, perché abbiamo visto una descrizione di uno scenario, un caso concreto. Assessore, conviene per un imprenditore extraregionale, conviene investire in Friuli Venezia Giulia e perché? Se conviene investire in questa regione, in questo territorio? Ma innanzitutto, visto che abbiamo parlato prima del caso Safop, una cosa la voglio dire, perché la regione Friuli Venezia Giulia è veloce, perché le istituzioni, gli stakeholders del Friuli Venezia Giulia sono veloci, è scoppiato il problema Safop, un'industria, la regione Friuli Venezia Giulia con il sottoscritto e la collega Rosolin si sono subito adoperati al fine della risoluzione del problema stesso. Grazie al Presidente Agrusti, e lo sottolineo, verosimilmente il problema Safop non ci sarà più, quindi capite, è un sistema che si muove molto molto velocemente. E poi c'è da dire una cosa, la premessa di fondo è questo, noi viviamo in un paese dove è assolutamente difficile fare impresa, tra di noi dobbiamo dircelo. È un paese dove la burocrazia la fa da padrone, i tempi della giustizia sono tempi assolutamente lunghi e incerti, pressioni fiscali, eccetera, 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 eccetera. Il Friuli Venezia Giulia può intervenire, ma in minima parte, perché come voi ben sapete dipendiamo da norme della Comunità Europea e da norme assolutamente anche del governo italiano. Quello che stiamo facendo innanzitutto è un governo stabile e questa è una cosa non scontata. C'è una maggioranza molto coesa, molto forte. Questo è un fattore di attrattività per le imprese? Ma assolutamente sì, è uno dei fattori di attrattività. Credetemi, quando le aziende fanno, e soprattutto i fondi fanno dei check sugli investimenti possibili, tra le varie cose sulle quali si informa la stabilità del governo, la stabilità politica del governo, perché voi capite, e lo si vede nel quotidiano, guardate le borse, vedete gli spread, quanto sono condizionati da possibili instabilità di governo, quindi è un fattore importantissimo. E poi c'è da dire un'altra cosa, io ho la fortuna di avere un governatore che ci crede molto, cioè che ha capito assolutamente quanto importante è l'impresa, l'industria, il vero volano del paese, perché non dimentichiamoci che un paese riparte solo se le imprese, solo se l'economia riparte, i posti di lavoro le creano le imprese, gli stipendi le pagano le imprese, di conseguenza la ricchezza per i cittadini la fanno assolutamente le imprese. Quindi alla fine in Safop, assessore Bini, i posti di lavoro sono stati messi in salvo? Ma l'azienda è stata messa in salvo, verosimilmente l'azienda verrà messa in salvo, quindi c'è un sistema regione, chiamiamolo così, che si lavora celermente per risolvere i problemi. Poi come giunta regionale abbiamo fatto quel qualcosa, i miracoli non li facciamo, si va di bene, chi vende miracoli bisogna sempre dubitare. Abbiamo iniziato a fare quel qualcosa, e intendo quel qualcosa come IRAP, 10 milioni di euro, credito d'imposta per ricerca e sviluppo, 5 milioni di euro, che possono rappresentare davvero degli atti importanti per chi vuole investire nella nostra regione. Però credetemi, gli imprenditori più delle volte sapete cosa chiedono? È che chiedono i soldi, perché le imprese, i fondi ci mancherebbe, ma anche le imprese sane, le imprese solide non hanno bisogno di fondi, il mercato ormai ti dà denaro a costo quasi zero, quindi è facilmente reperibile. Le imprese ti chiedono di poter lavorare, le imprese ti chiedono meno lacci, meno lacciuoli, quindi la vera sfida per noi sarà proprio quella, riuscire... La interrompo per conoscere da Zamò,
da imprenditore, condivide l'analisi, condivide lo scenario disegnato dall'assessore? Sì, abbastanza, direi che comunque un altro del punto di forza del Friuli è che è un bel posto. Guardate che è un posto bellissimo. Cioè, andare a lavorare a Milano, io non ci andrei neanche a morire. Qua avremo meno cose, però si sta bene. E oggi questo aspetto, secondo me, è molto importante. Poi adesso la terza corsia c'è, insomma, stiamo patendo, ma passerà. E quindi l'aeroporto, io ho fatto i complimenti al direttore perché quando è partito nell'avventura io ho detto non punto $1 su di te, €1, invece, quindi le infrastrutture ci sono, si sta bene, insomma alla fine la politica dà una mano, cosa deve fare? Dà una mano cercando di regolare i sistemi, cioè noi per esempio come fondo abbiamo avuto Friulia, che è un fondo magnifico al tempo, adesso è un po' più ristretto, però attraverso Friuli abbiamo fatto elementi di investimento e di crescita. Zamo, lei presiede un gruppo di dimensioni ragguardevoli, più di 1000 dipendenti solo in Italia. Se lo scenario è quello che ha disegnato, perché è andata a investire in Slovenia? Perché è andata ad investire in Romania? No, è una questione assolutamente... la Slovenia era a 3 chilometri oltre il confine, c'era un fornitore, non andava bene, abbiamo assorbito, quindi... Non per vantaggi fiscali? No, non abbiamo mai fatto quei conti lì, mai fatto. A parte che adesso proprio tutte le verifiche fiscali sono fatte, come tutti sapete, sui transfer price, per cui in Romania l'abbiamo fatto perché là c'è la materia prima, noi usiamo abbastanza legno, legname, e sapete che trasportare un tronco non ha senso. Quindi le lavorazioni di base le facciamo là e, come io dico, da quel momento, siccome siamo più competitivi, abbiamo aumentato i dipendenti in Italia. Quindi i prossimi investimenti di Ilcam in Friuli Venezia Giulia? Per dire la verità siamo andati in Veneto perché bisogna avere una dimensione un po' più ampia, per cui ci siamo allargati lì. Ecco, ma Bozzi prima, mentre parlava Zamo sul fatto che la bellezza della regione, questi sono elementi che bastano, oppure voi che ad esempio siete un'azienda che deve cercare giovani talenti, e ricordiamo purtroppo il Friuli è anche una regione che perde giovani di talento che migrano all'estero, cosa vede che forse non torna in tutto questo? Perché la vedevo come un po' perplesso, ma magari mi sbaglio, eh? No, non c'è perplessità, io sono un esempio di persona che è transitata dalla Lombardia al Friuli per Lima, quindi direi che insomma, vado nella direzione giusta, al di là insomma, di apprezzare prosciutto e vini e quant'altro. Il tema dell'attrattività secondo me non è legata tanto a dove un'azienda si trova come sede, ma alla sua capacità di essere protagonista nel mondo e quindi di poter promuovere crescita, innovazione e quindi attrarre talenti. Quindi lei è venuto qua per Lima fondamentalmente? Io sono venuto qui per Lima. Il problema dell'attrazione dei talenti è un problema vero, si fa fatica. Noi abbiamo molti accordi con le università, però non basta. Siamo in una regione che ha bisogno di essere spinta da questo punto di vista e sicuramente le cose che diceva l'assessore sono corrette e aiutano in questa direzione. Però abbiamo il problema di poterli attrarre, siamo un po' decentrati rispetto magari a Milano. Ecco, chiediamo intanto a Mr. Shahin della Sissecam Flat Glass Italy. Why did you decide to invest in Friuli Venezia Giulia? Thank you very much. You are welcome. Because before this I want to say something about my company, because we are the big group in Turkey, founded in 1935. Yeah. Ok, Mr. Shahin vuole prima raccontare alcune cose riguardo al gruppo turco che ha rilevato, appunto, ricordiamo, l'ex vetreria Sangalli a San Giorgio di Nogaro, un gruppo storico. Adesso vediamo anche con Buttazzoni se può mettere in onda delle immagini e vediamo anche, sentiamo le ragioni. Why did you decide to invest? Because the company main goals become the third biggest company in the world, all our business unit. We have 4 different business units. One of them flat, because I am member of this group. Other one is glass tableware. Other one is glass packaging. The last one is chemicals. That's why
before growing this level, it is impossible to grow just only organic growing. Inorganic growing, this is very important for us. Ok, sostanzialmente la decisione è stata quella di crescere sostanzialmente grazie alle acquisizioni, visto anche il ruolo di player globale di assoluto primato, insomma nel podio delle più importanti al mondo nel loro settore. Quindi l'unico modo per crescere non era più internamente ma esternamente con questa acquisizione di questo stabilimento a San Giorgio di Nogaro. When we see the opportunity to acquisition and to buy this company, we decided to buy because this region, this is strategical for glass sectors. You are the gateway between East and the West part of Europe because of... Sostanzialmente la decisione poi di acquistare la vetreria San Galli fu anche fatta perché questa è la porta per l'Europa ed è, diciamo, la cerniera, e questo per chi vive in Friuli Venezia Giulia è evidente, tra l'est e l'ovest dell'Europa. Prego, Mr. Shane. Yes, that's why we prefer the strategical logistic positions, and also is the good opportunity to make the investment level, because we bought this company in 2016. We spent around 85 million euro. Then we start to put our experiences, our know-how, and try to improve this process. Quindi l'azienda è stata rilevata 3 anni fa, ricordiamo veniva da una situazione di crisi, no? Praticamente fallimentare, e sostanzialmente in questo caso il gruppo turco, la Sisecam, ha investito svariati milioni di euro e soprattutto ha cercato di mettere il suo know-how, che è un po', diciamo così, l'opposto di quello che è stato contestato alla precedente, diciamo così, proprietà di Saffold, quindi è stato messo del know-how. After 3 years, Mr. Shane, which are the strongest and the weakest points of your investment in Friuli Venezia Giulia? For region, for strongest sides, I guess your logistic position, okay? You are very good position for sea and also the motorway transportation. You are the good position. Quindi tra i plus di questo investimento, dopo 3 anni, Mr. Shane annovera indubbiamente la nostra posizione geografica e logistica a cavallo sia dell'autostrada che del mare. Prego. And also you have, I think, in my people, high educated and high level people. C'è un alto livello di istruzione del personale. But most important things actually here, I think the investor feel themselves more safe. This is very important because for an investor, like a bird, if afraid something, easily to fly. Ok, quindi sostanzialmente dice che è anche un terreno fertile dove fare investimenti e dove sostanzialmente si può crescere, quindi si può, diciamo così, investire e vedere crescere l'investimento e la resa, c'è un rendimento molto buono. But what is the weak points? Honestly speaking, it is not to say just only this region. I think for all Italy, more bureaucratic process. This is negative effect. Punto negativo sicuramente l'elevato livello di burocrazia a cui è giunto tutto il nostro paese, non solo la nostra regione, Friuli Venezia Giulia. Prego, Mr. Shane. And also the very big risk, I think, for energy cost, because your energy cost is, for example, for electricity, the top level if I compare from France and Germany. That's why this is very critical. E l'altro punto critico è ovviamente il costo dell'elettricità, perché se la compara con altri paesi, Francia e Germania, yes, if I compare, I think il costo dell'energia 50% higher. È quasi il 50% più alto. Adesso ci dobbiamo fermare per una breve interruzione pubblicitaria. Did you finish? Yes, for me enough. Thank you very much, Mr. Chen. Ci fermiamo per la prima interruzione pubblicitaria, abbiamo un po' sforato, recupereremo nei prossimi blocchi, a tra pochissimo. Abbiamo visto nel primo blocco 2 casi opposti, quelli della Safop e quello della Sisecam Flat Glass. Assessore Bini, qual è l'atteggiamento di questa giunta regionale? Avete paura che imprenditori dall'estero vengano qui ad acquisire aziende o li guardate con occhio favorevole? No, mi permetta, assolutamente favorevole, ribadisco, quello che deve fare il Friuli Venezia Giulia è aprirsi al mondo e questo noi stiamo cercando di fare con le nostre imprese e soprattutto per le nostre imprese. Si parla del nuovo mercato della Cina, dei paesi asiatici, insomma
E se non capiamo, noi rappresentiamo una piccola regione, già l'Italia è un piccolo paese, se non ci si apre al mondo siamo finiti, siamo morti. Quindi ben vengano le imprese disponibili ad investire, a creare occupazione nel nostro paese. È chiaro, come tutte le cose bisogna portare assolutamente attenzione, stare attenti, monitorare, verificare che vengano rispettate le regole, ma mi creda, viviamo in un paese dove ci sono tante regole, forse anche troppe regole, quindi ben vengano gli investitori nella nostra regione. Noi stiamo lavorando affinché, abbiamo la fortuna, prima era stato accennato, noi abbiamo una posizione strategica importantissima sia via mare sia via rotaia, ma anche via autostrade, via gomma, insomma, per far sì che le imprese vengano ad installarsi nelle nostre regioni. Sa cosa ci manca? Il saper venderci un po' meglio. Sa perché dico questo? Perché spesso sono più le cattive notizie per quanto riguarda l'economia a riempire le pagine dei giornali che le buone notizie. Vi posso garantire che in questi mesi ho incontrato diversi imprenditori che sono venuti da me a chiedere se possono venire a investire soldi veri nella nostra regione. Quindi mi piacerebbe vivere in un paese dove si dà un po' più spazio alle good news rispetto alle bad news, no? Insomma, queste cose vanno dette. Ci sono diversi imprenditori disposti ad investire in montagna, nelle strutture ricettive, nelle nostre fabbriche, nelle nostre imprese. I fondi, come hanno accennato prima, guardano di buon occhio, si possono fare dei buoni affari. Quello che a noi interessa è aumentare il prodotto interno lordo, aumentare l'occupazione e far sì che la regione Friuli-Venezia Giulia ritorni ad essere una regione d'eccellenza per chi vuole fare imprese. Ecco, Cescuti. No, prego. Cescuti, volevo chiederle, come abbiamo visto anche in altre puntate di Friuli Economy, dati alla mano, il Friuli Venezia Giulia, un po' come l'Italia, è una terra soprattutto di piccolissime imprese. Questo vincolo dimensionale, diciamo così, consente di mantenere una certa attrattività per gli investimenti oppure è un limite su cui forse bisognerebbe lavorare, cioè lavorare alla crescita delle imprese, crescita delle organici, e in che modo poi questo si tradurrebbe in un interesse per fondi che vogliono investire qui? Ma innanzitutto certamente il tema della dimensione aziendale è un problema che non c'è solo nella nostra regione, è un problema strutturale a livello nazionale. Questo riguarda un po' tutti i settori, compresa anche la moda che un po', no? Vediamo, è abbastanza in auge con operazioni di finanza abbastanza pubblicizzate. Io volevo però accennare, cioè mettere due spunti di riflessione. Diciamo che l'impresa familiare in sé non è una cosa negativa, anche perché ci sono imprese familiari di grandi dimensioni che, voglio dire, operano con aziende che sono praticamente globalizzate. E ha un vantaggio, in realtà sono aziende che guardano a lungo termine, ok? Quindi guardano un po' proprio all'evoluzione dell'azienda nel lungo termine. La finanza, diciamo, certamente può essere in molti casi un supporto, come nel caso dell'azienda della Lima, che ha creato un processo di accelerazione, ma in altri casi può essere anche un elemento che guarda nel breve periodo. Okay? Quindi indubbiamente, ripeto, per poter competere a livello internazionale, per il fatto come è strutturato oggi il mercato, dove c'è un'interazione molto rapida, il ciclo di vita dei prodotti è molto ridotto, bisogna investire molto in ricerca e sviluppo, bisogna essere presenti a livello internazionale. Questo tipo di processo è un processo complesso che richiede capitali e di conseguenza la dimensione diventa un elemento distintivo. Quindi se noi non vogliamo essere aziende che vengono acquisite, che certamente è non necessariamente una cosa negativa, ma vogliamo in qualche modo sviluppare un processo di crescita per via esterna, come il caso appunto dell'azienda, esattamente, dovremo cercare di rivedere un modello di impresa. Okay? Questo sicuramente non è una cosa semplice perché non possiamo imputarlo alla politica, è un problema che deve essere affrontato a livello anche di singola impresa, chiaramente. Esattamente, deve essere rivista anche la logica dell'associazione dell'imprenditoria in qualche modo, che decide anche di capire che forse in qualche modo lavorare in aziende più strutturate è meglio che competere da soli. Ecco, questo è una su questo tema infatti volevo coinvolgere anche le due aziende che qui, due delle tre aziende che abbiamo qui,
diciamo così, controllate dal fondo. Ad esempio a Lima Corporate vorrei chiedere quanto c'è dietro alla vostra enorme trasformazione che abbiamo descritto 1 anno e mezzo fa su Friuli Economy, la vostra trasformazione come industria davvero 4.0, e quanto è merito del fondo che avete dentro di voi, se c'è stata questa trasformazione di tutti questi investimenti tecnologici che abbiamo descritto 1 anno e mezzo fa. Ma come ho detto, il fondo ha funzionato da acceleratore essenzialmente, quindi ci ha permesso di essere più veloci in questo processo di trasformazione, che vede tutte le aziende guardare al digitale come una nuova frontiera. In realtà si tratta di usare le tecnologie disponibili e semplicemente metterle a frutto in maniera più veloce, in maniera più sinergica. Lima ha fatto questo, sta facendo questo, sta investendo in trasformazione digitale, in nuovi servizi per gli ospedali che sono i nostri clienti, i nostri chirurghi, affinché il prodotto possa essere arricchito da una quantità di dati tale da poter essere utilizzata a favore poi anche del paziente finale. Quindi gli investimenti in tecnologia, in trasformazione digitale, in Industria 4.0 sono fondamentali, non solo per Lima ma per tutte le aziende. E gli investimenti danno chiaramente una spinta affinché questo possa realizzarsi in tempi brevi. Ecco, ma quanti dipendenti siete arrivati alla fine Lima adesso? Allora, il gruppo è arrivato quasi a 900 persone. Ma a San Daniele quanti siete? A San Daniele siamo quasi 500. Bene, ecco, in termini di risultati, I asked to Mr. Shahin, which are the main results you achieved in these 3 years? Yes, it was not easy, but I would say something together with financial result. Yes. It is better, easy understand what we achieved. Parlerà quindi dei risultati finanziari che sono riusciti a ottenere e che sono anche più facilmente comprensibili. If you look to financial result, there are 3 items very important. First is start from revenue, I mean turnover. The second, cost of goods sold, I mean the costs, and then financial expense. Quindi parlerà soprattutto di fatturato, di costi e di espansione finanziaria. For example, if we bought the company for Sengali, ex-Sengali, they can achieve maximum a year 60-65 million euro. First year we achieve 85, second year we achieve 95, and this year I hope we will be more than 100 million euro. About the turnover. Yes, about the turnover. Quindi c'è stata una crescita esponenziale del fatturato che prima si attestava attorno ai 65, poi sono arrivati a 85, 95, adesso va oltre i 100 milioni di euro all'anno. Yes, this is the big achievement. Quindi questo è un gigantesco risultato che ritiene che hanno realizzato, numeri alla mano. The next item is the cost. For our sectors, the cost is very important because we are using a very huge amount of energy. That's why efficiency very, very important. We put our know-how to improve our efficiency, and then we can achieve more than 20% the cost reduction. It is positive effect our profit level. Ecco, quindi con il loro know-how sono riusciti a abbassare del 20% il costo dell'energia, cosa che ha sicuramente permesso di ridurre i costi globali di questo business dove il costo dell'energia incide molto nella capacità di generare valore economico. The last item for the financing, and then for the Şişecam reputation is very strong all over the world. That's why we had a chance to good opportunity to find easy finance and then cheaper price to find the money. So at the end, after the 3 years, when we bought the company under Concordato, moving to bankruptcy, and the first year we will reverse everything as positive. And then we are still continue making a positive, we are generating money, we are paying tax, and then we are improving region. Ecco, alla fine già dopo il primo anno che avevano rilevato al concordato la ex Vetreria Sangalli sono riusciti a generare di fatto utili che consentono loro anche di pagare le tasse, di rimanere sul territorio e di generare occupazione. Quindi complessivamente su tutti e 3 fronti il fondo ha dato risultati positivi. Adesso coinvolgerei Alfonso e quindi anche Zamò del gruppo ILCAM. Sì, perché finora in questa fase abbiamo parlato di asset immateriali, di finanza, di know-how, di formazione di lavoratori. E Zamò prima ci diceva che nelle infrastrutture materiali, aeroporto, porto, ci sono stati dei passi in avanti. Nelle infrastrutture immateriali, Zamò, c'è stato un uguale progresso, per esempio le tecnologie, le infrastrutturazioni telematiche del territorio? Diciamo è uno dei campi in cui ci aspettiamo ulteriori investimenti da parte
della regione, qualcosa si è fatto, per alcune cose le imprese si sono arrangiate giustamente da sole e oggi la nuova tecnologia nell'azienda, nel collegamento fra le varie aziende, perché anche questo è fondamentale, diventa la cosa più importante. Tutti stiamo investendo proprio in questi settori. È chiaro che avere la digitalizzazione generale su tutta la regione è importante, tutte le aree industriali, i collegamenti, le cose che diciamo sempre. Insomma. Assessore, state investendo in questa direzione? Assolutamente sì, e questo è proprio il punto focale. Noi abbiamo, come dicevate voi prima, il 95% delle nostre imprese che sono caratterizzate dall'essere piccole e medie imprese, quindi aziende piccole, che hanno la necessità di essere accompagnate in questa importantissima fase che ci vede proprio nel bel mezzo della quarta rivoluzione industriale. Noi abbiamo investito milioni freschi in passato, stiamo continuando a spingere sull'innovazione, sulla ricerca e sullo sviluppo. Guardi, non per niente il credito d'imposta, che è un unicum per quanto riguarda la nostra regione, dove sono stati investiti i primi 5 milioni di euro, troveranno appunto soddisfazione nella ricerca e sviluppo, fusione e aggregazioni, gestione big data, analisi, eccetera, eccetera. Quindi quello che davvero serve alle imprese per traguardare il futuro. Noi faremo una buona azione se riusciremo ad accompagnare le stesse che spesso, guardate qua abbiamo dei player importantissimi, dei player che hanno le risorse, le competenze all'interno per poter, come dire, traguardare il futuro con ottimismo. Riusciranno a farcela da solo, ce l'hanno già dimostrato, ma la stragrande maggioranza delle nostre imprese da solo non ce la può fare, quindi ha bisogno di un'istituzione quale la Regione che gli stia a fianco giorno per giorno. Ecco, ma Vozzi, prima Cescuti parlava dell'importanza che le aziende crescano, cosa confermata adesso anche dall'assessore Bini, ma ad esempio Lima Corporate in questi anni quali sono state le leve principali della sua crescita per arrivare a quel traguardo di personale che lei prima ci ha detto? Sicuramente la strategia e quindi l'aver chiaro che cosa si voleva fare. Lima è attiva sul mercato del prodotto ortopedico, del dispositivo medico, più del 75% del fatturato è fatto fuori dall'Italia e quindi per noi crescere vuol dire raggiungere nuovi clienti, nuovi ospedali e poter crescere ovviamente la nostra gamma di prodotti. Questi risultati si sono realizzati nella realtà, negli ultimi 5 anni il fatturato è cresciuto da 140 a 200 milioni, i dipendenti sono aumentati del 50%, quindi credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti ed è una storia che continua, perché Lima ha sempre avuto una crescita sostenuta più del 10% anno su anno e quindi stiamo mantenendo essenzialmente una continuità in questo aspetto. Ecco, Mr. Shane, which are your next targets about employees and turnover, particular employees? Now, in this region, I would say something more because from the south part of Italy, we start to new investment. We bought another ex-Sangalli company under bankruptcy, 4-year stop, now under construction. I hope the last quarter of 2019 we will be fully operation. Quindi hanno fatto un investimento importante nel sud Italia e che presto questo inizierà a muoversi. Ecco. Why I say for employee? Because if we make a two company, that means we will manage the company in one head, and then in this zone should be managed for sales and logistic activity. That means we will hire some people from logistic and sales activities. Quindi avere 2 stabilimenti in Italia li porterà anche a dover fare diciamo così, nuove assunzioni anche nella parte delle vendite, nella parte logistica e di questo dovrebbe beneficiare, vediamo se mi conferma Mr. Shane, soprattutto San Giorgio di Nogaro. But we already hired after the acquisition more than 10 people, permanent contract too. Ok, quindi dopo aver acquisito l'azienda sono stati fatti circa una decina di assunzioni. Yes, but for turnover base, it is important we can make good optimization. Distribution channel management is a very efficient way together with South, because we will divide, for example, the South part another plant, the North part and other Western Europe side. That means it should increase turnover
coming from quantity base and also good optimization. Quindi sostanzialmente la crescita dei plant in Italia, soprattutto anche quello di San Giorgio, può fare da traino per la crescita, diciamo così, nella parte dell'Europa mediterranea, e questo può essere un vettore importante. But the last one for technological things, for example, we already invest Industry 4.0 and this digital transformation, our production site. That's why we improve our efficiency too. More than 2 million euro we spent until Ecco, now. magari vedendola anche con le immagini di Buttazzoni, vediamo pure le immagini di questi investimenti che hanno fatto per lo sviluppo Industry 4.0 dei loro stabilimenti. Ora mi fanno anche cenno dalla regia che abbiamo sforato di nuovo, quindi lancerei la pubblicità. Ecco, stiamo vedendo alcune delle immagini, vediamole ancora un po', poi sfumiamo verso la pubblicità e torniamo tra poco qui a Friuli Economy a parlare di investimenti stranieri in Friuli Venezia Giulia, nelle imprese del Friuli Venezia Giulia. Qui a Friuli Economy a parlare di investimenti di imprese straniere in Friuli Venezia Giulia. Cescuti, con lei abbiamo affrontato prima il tema che di base sarebbe importante che le imprese del Friuli Venezia Giulia crescessero internamente. Però quando questo non è possibile, secondo lei è una buona ipotesi fare come ha fatto la Sissecam, cioè acquisendo aziende di altre regioni o di altri paesi per iniziare ad acquisire una dimensione, magari un know-how maggiore? Diciamo che la crescita dimensionale per vie interne è sempre più complessa perché prevede investimenti che poi necessariamente non necessariamente possono avvenire con successo o con parziale successo, richiedono l'acquisizione di competenze, quindi lo sviluppo interno anche di investimenti, per esempio si parlava prima del tema digitale, l'acquisizione di tecnologie, eccetera. Quindi, ripeto, è un processo mediamente lungo dove non sempre è possibile realizzarlo con successo. La crescita per vie esterne chiaramente può consentire alle aziende di poter acquisire del know-how o comunque delle linee di prodotto o dei processi che possono integrarsi o in qualche modo affiancarsi alle attività che l'azienda sta realizzando. Indubbiamente in questi anni ci sono delle opportunità perché la PMI media ovviamente difficilmente riesce ad utilizzare dei capitali propri o accedere anche al sistema bancario per investire in ricerca e sviluppo. Può essere che effettivamente esistano, in caso di start-up o aziende di piccole dimensioni, che possono essere acquisite in quest'ottica. Però il tema che approcciare a un percorso di questo tipo significa che l'azienda ha internalizzato un proprio progetto, ripeto, un piano industriale, ed è in grado di definire degli obiettivi e anche di realizzarli. Questo significa avere anche delle competenze manageriali all'interno. Okay? C'è un problema di continuità, si accennava anche forse anche in altre puntate sul problema del tema generazionale, e quindi, ripeto, l'azienda in qualche modo deve essere allenata, essere preparata ad affrontare anche questo tipo di percorsi. Ecco, in tema di passaggio generazionale non so se Alfonso Di Leva vuole coinvolgere anche Zamò che gestisce... Mi piacerebbe conoscere il punto di vista di un'azienda familiare, anche se di buone dimensioni, come la Ilcam, rispetto ai temi che illustrava prima Cescutti, quindi la crescita per linee esterne, l'acquisizione di strumenti immateriali come managerialità o capacità di essere presenti sui mercati. Cosa succede in un'azienda di tipo familiare? L'azienda ancora oggi appartiene a me e a Silvano, mio fratello, e negli ultimi periodi abbiamo basato l'espansione con l'acquisizione di alcune aziende, una delle quali aveva avuto proprio un problema di passaggio generazionale. Però il compito maggiore che abbiamo entrambi è quello di affidare un futuro strategico all'azienda, che vuol dire abbiamo assunto alcuni manager, ma dovremo trovare un partner industriale, a mio modo di vedere, per crescere ulteriormente. Ma avete già un piano industriale come quello che diceva Cescutti? Mentre cercate questo partner? No, adesso noi abbiamo, ci stiamo muovendo su mercati differenti da quelli precedenti, quindi
in particolare quello americano, perché è quello che sta andando meglio ultimamente, e forse o da lì o da qualche partner italiano troveremo sinergie, alleanze e futuro per l'azienda. Assessore, viene fuori da questa prima parte del nostro ultimo blocco l'immagine di una imprenditorialità, di un territorio estremamente vivace, estremamente proiettato verso la crescita, ma soprattutto consapevole che la crescita non avviene solo nei confini regionali, ma anche andando fuori. Abbiamo parlato prima di coloro, degli imprenditori che vengono ad investire in Friuli Venezia Giulia. E i nostri imprenditori che vanno all'estero, voi come gli siete vicini? Beh, l'ho detto prima, il business non ha confini. Guardate, la Regione Friuli Venezia Giulia ha degli strumenti. Prima il dottor Zammà ha detto una cosa che ho condiviso. Noi abbiamo gli strumenti, abbiamo Friulia, abbiamo Finest, abbiamo il FRIE, sono strumenti che però hanno bisogno probabilmente di un maquillage, di essere riammodernati un po'. Ecco, come li riammodernare per lei? Ma guardi, quello che noi presenteremo è una riforma un po' complessiva dell'accesso al credito da parte delle aziende. Le aziende adesso hanno delle condizioni di mercato, di accesso al credito che sono assolutamente diverse rispetto a quelle che erano 10, 15, 20 anni fa. Noi dobbiamo far ritornare attrattive questi nostri istituti finanziari, queste nostre società finanziarie, quindi facilitare l'accesso al credito abbassando, come dire, quelle che sono le condizioni, ma soprattutto rendendo la vita, l'ho detto in premessa, assolutamente più semplice alle imprese. A volte è sconveniente, soprattutto per le piccole imprese, seguire i regolamenti, seguire fiducioni, costi, cioè sono degli orpelli assolutamente che appesantiscono e quindi fanno allontanare, come dire, l'attrattività verso gli strumenti che noi abbiamo. Però, ritornando un po' alla sua domanda, lei mi diceva cosa state facendo per aiutare le imprese ad uscire dal mercato italiano, mi viene a dire. Guardi, stiamo facendo una cosa che fino a ieri in pochi erano abituati a fare. Innanzitutto non abbiamo, noi come istituzioni, paura a confrontarci, a metterci a denominatore comune con le regioni conterne, magari più forti della nostra. Ho appena concluso un accordo peraltro portato anche in giunta, con la Regione Veneto, per quanto riguarda l'utilizzo condiviso di uno strumento che noi abbiamo all'interno della Finest, che si chiama Sprint, era uno strumento dormiente, questo Sprint ha delle antenne comunque dislocate in giro per il mondo, mi riferisco soprattutto Asia e la Russia, per, come dire, far sì che assieme si possa investire denari, promozione per aiutare le imprese, le piccole e medie imprese dei nostri territori ad affrontare con maggior facilità questi mercati. Guardi, quello che ci chiedono le imprese è di creare massa critica. Il Friuli Venezia Giulia rischia di essere troppo piccolo da solo, rischia a volte magari di non avere le risorse necessarie da investire, quindi perché non lavorare assieme? Questo nuovo modello riguarda sia l'industria, il mondo dell'industria, ma l'ho fatto anche per quanto riguarda il turismo, che rappresenta e rappresenterà assolutamente un'attività produttiva di primo ordine per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia. Ecco perché noi andremo a promuoverci insieme con il marchio Alto Adriatico. Che differenza c'è per un turista tra la spiaggia di Jesolo, Bibbione, Lignano, Grado? Bene, noi dobbiamo incominciare a guardare e a parlare con gli occhi e la bocca dei turisti e degli imprenditori. Forse così faremo un servizio adeguato e corrispondente a quelle che sono le vere esigenze dei protagonisti veri, che sono loro. In questo nuovo profilo degli strumenti finanziari della Regione state pensando anche alla fornitura di asset immateriali, per esempio formazione manageriale? Pensate che possano diventare una sorta di partner immateriale delle nostre aziende che vogliono crescere all'estero? Beh, il tema della formazione è uno dei temi più importanti. E oggi come oggi, sia per quanto riguarda i manager, ma anche per quanto riguarda gli operai specializzati, c'è un mismatch impressionante, c'è una differenza tra la richiesta da parte delle aziende e ciò che la scuola, mi riferisco soprattutto agli ITS, sono in grado di sfornare come numero. Noi abbiamo dei numeri mostruosamente più bassi rispetto alla Germania, rispetto alla Francia. Ecco, quello che noi cercheremo di fare è
mi piacerebbe lanciare uno slogan: attrai un talento nella tua regione. Questo ci chiedono gli imprenditori, soprattutto le imprese fortemente, altamente specializzate, che non trovano oggi come oggi, il lavoro ce l'hanno, non hanno le competenze, non riescono a trovare le maestranze per portarlo avanti. Quindi cercheremo di adoperarci in tal senso. Ecco, ma ad esempio, cogliamo questo tema al balzo, l'avevamo un po' prima accennato anche con Vozzi. Vozzi, voi com'è che riuscite ad attrarre giovani in Lima Corporate? Sicuramente proponendo delle opportunità di crescita professionale e di sviluppo delle competenze. Oggi quelli che sono insomma, i millennial o quelli poco dopo non cercano un lavoro, non cercano un posto fisso, cercano un'opportunità di crescita, cercano l'occasione per mettere a disposizione le proprie competenze e hanno voglia di essere sempre più messi in considerazione per poter fare questo. Quindi la capacità dell'azienda di attrarre talenti passa attraverso la capacità di offrire delle opportunità, che sono sicuramente un posto, ma soprattutto la possibilità di esprimersi e quindi di rendere onore a quello che poi è stato il percorso di studio. Ecco, ma Lima Corporate dove sarebbe senza il fondo? Ma questa è una domanda difficile, provo a rispondere in questo modo, probabilmente non troppo distante da dove è oggi. Diciamo che più che il fondo in sé, io porrei il tema in questi termini, è una questione di avere il capitale per poter fare gli investimenti giusti. Il capitale viene dal fondo, può venire da un imprenditore illuminato che ovviamente ha chiara la sua strategia, da un gruppo di manager che hanno consistenza nelle offerte che propongono per crescere, può venire da una quotazione in borsa, può venire da un'acquisizione di aziende. Quindi l'idea è quella di avere un piano strategico chiaro e le capacità di poterlo realizzare. Il fondo ovviamente in questo ha aiutato, l'esperienza di Lima è sicuramente positiva, però non è l'unica soluzione. Ecco, Mr. Shahin, after 3 years, would you do again the investment in Friuli Venezia Giulia? Why not? If it is condition okay and in line our strategy, just I want to give something about our investment because we are not new in Italy. 2005 we invest Chromital company for chrome chemical companies. We are still continue 100% owner, and also 2015 we open our Pashabahce stores in Milano. That's why we already here. That means why not? So, praticamente ha detto che, perché no, lo rifarebbe di fatto, c'è stata anche una storicità anche di altri investimenti fatti in Italia, anche a Milano, per cui è entusiasta di questo aspetto, di questo investimento che ha fatto e che prima ha descritto. Non so se Alfonso aveva... Mi piacerebbe conoscere il commento dell'assessore rispetto ad un caso positivo di investimento straniero nella nostra regione. È la dimostrazione plastica che volere è potere, cioè ce la possiamo assolutamente fare. Ci sono delle imprese e degli imprenditori che hanno investito capitali nella nostra regione e che stanno creando sia occupazione sia ricchezza per la propria... No, mi pare che stiamo ragionando con delle aziende con degli EBITDA molto importanti, quindi si può guadagnare anche in Italia, anche nel nostro paese. È più difficile rispetto ad altre parti del mondo, però ce la possiamo assolutamente fare, quindi un po' più di ottimismo. May I ask one question? Yes. Chiede Mr. Shahin se può fare una domanda molto brevemente all'assessore Bini. Prego. Normally we are planning the next year is the big cogeneration from our West gas, around 6 million euro. Are there any contribution intensive from Regione or how we can use this one? Sostanzialmente, non so se vuole rispondere diretto o devo tradurre. No, per i telespettatori. Sì, traduciamo per i telespettatori anche. Sostanzialmente Mr. Shahin parla di quello che sostanzialmente è il loro approvvigionamento energetico, sì. Corretto, e sostanzialmente chiede se la Regione potrebbe dare un contributo al costo dell'approvvigionamento energetico che, come ha detto prima, nel loro business pesa tanto in termini di costo, e chiede se la Regione Friuli Venezia Giulia è disponibile a sostenere in parte questo costo di approvvigionamento energetico, corretto? Perfetto. Prego. Sergio Bini. Sarebbe l'ideale, però è una forma di galateo istituzionale. Io non voglio entrare in un campo, una competenza del mio collega Scocimaro, è lui che si occupa di energia e di tutte quelle che possono essere le agevolazioni in tal senso, quindi se lei vuole volentieri mi farò portavoce con l'assessore, ma la risposta aspetta lui. Mr. Bini told that there is another assessore about
this about energy, okay? And so Mr. Bini will ask him, Mr. Scocimaro, to speak with you about Thank this you very much. specific article. Thank you. E in questo caso Mr. Shahin ringrazia dell'opportunità che si verrà a creare di discutere di questo tema con l'assessore competente all'ambiente e all'energia Scocimaro. Non so se ci sono altri interventi, vedo Cescuti aveva ancora qualcosa da dire rispetto a quello che ha sentito. Ma sì, io appunto ribadisco che una sfida che abbiamo proprio sul territorio è proprio quella di in qualche modo dare gli strumenti correttamente alle imprese, ma anche forse dare un cambio di passo culturale. Ma chi dovrebbe darlo? Questo? Ma è un problema, non è legato semplicemente a un'unica categoria. A mio avviso è un po' un approccio che dovrebbe essere favorito a livello di contesto, no? Quindi se una volta il piccolo è bello, in qualche modo oggi il piccolo è bello ma se cresce, quindi se ha degli obiettivi di sviluppo e nel tempo appunto. Non sono convinto che in realtà semplicemente gli incentivi possano favorire la crescita di per sé. Ovviamente ci deve essere un humus e ovviamente tutti, come dicevamo prima, gli stakeholders aziendali, compreso l'organico aziendale, la categoria degli imprenditori, eccetera, debbano in qualche modo cercare di guardare oltre, no? E capire che forse il mondo è cambiato e quindi vada affrontato con degli strumenti diversi. Ecco, mi pare questo un assist Bini per lei. Che cosa può fare la Regione Friuli-Venezia Giulia, in particolar modo il suo assessorato, per promuovere la crescita delle imprese? Ma quello che stiamo facendo, continuare sulla buona strada che ha già iniziato il mio predecessore con il rilancio impresa, tant'è che noi da qui al mese di ottobre inietteremo danari freschi, più di 34 milioni nel circuito economico della Regione Friuli-Venezia Giulia, in grado di abbracciare a 360 gradi un po' tutti i comparti. E poi, e questo lo farò io verso la fine di ottobre, lanciare quello che è sviluppo impresa, cioè tutta una serie di come dire, novelle normative in grado di assecondare le esigenze delle imprese. Sa come nasce, come sto formando, come sto scrivendo il rilancio impresa? Con una regola molto semplice: non è l'assessore Sergio Bini che scrive le regole da solo, ma sono le associazioni di categoria e gli imprenditori che l'aiutano affinché ciò che verrà scritto, ciò che verrà normato serva davvero alle imprese e agli imprenditori. Troppo spesso in passato si sono scritte regole e regolamenti che poco servivano al bene delle imprese. Bene, ringrazierei tutti gli ospiti che abbiamo avuto questa sera, magari se con la regia riusciamo a fare una carrellata, un po' un totale su tutti loro. Eccoli qua, abbiamo avuto aziende diverse, Lima Corporate, abbiamo avuto il gruppo Ilcam, la Sisicam Athletic Less, abbiamo avuto il consulente Cescutti, l'assessore Sergio Bini alle attività produttive e al turismo e il giornalista Alfonso Di Leva. A tutti voi una buona serata con le trasmissioni di Telefriuli, ci vediamo fra una settimana per un'altra puntata di Friuli Economy.